Terapie per i pazienti Covid curati a domicilio. Quali farmaci utilizzare? Dall'inizio della pandemia molto si è discusso sull'efficacia o meno di alcuni medicinali. Ospite all'appuntamento quotidiano del governatore Zaia, la dottoressa Giovanna Scrocaro ha fatto il punto sul protocollo regionale distribuito ai medici di medicina generale e delle USCA. I capisaldi del nostro protocollo sono l'utilizzo nel paziente che ha pochi sintomi e che è ricoverato e che è a casa, intanto di antinfiammatori. L'altro farmaco inserito nel protocollo è il cortisone. Anche di questo si è parlato molto, cortisone sì o cortisone no. Gli studi dicono che serve, molto utile quando siamo in uno stato più compromesso. Abbiamo dato poi l'indicazione di utilizzare l'eparine a basso peso molecolare quando il paziente è a casa, non si muove, è immobilizzato per prevenire la trombosi. Abbiamo dato la forte indicazione, che è la più importante, di utilizzare l'ossigenoterapia e abbiamo dato anche delle indicazioni sull'utilizzo degli antibiotici. Circa l'adozione di altri protocolli come quello del medico sindaco di Santa Lucia di Piave, Riccardo Zumschi, questo è il parere degli esperti della regione. È un protocollo abbastanza aggressivo perché inizia anche in pazienti che hanno pochi sintomi con tutta la gamma di farmaci che io prima vi ho detto e con altri anche, ma senza avere una gravità del caso. E sul discusso utilizzo dell'idrossiclorochina la dottoressa Scrocaro precisa che si tratta di un farmaco non autorizzato dall'Italia. Ora, sull'idrossiclorochina le evidenze scientifiche sono tante, alcune pro, alcune contro. Sono più solide quelle che sono contro. Circa i nuovi farmaci anti-Covid sono in arrivo gli anticorpi monoclonali diventati famosi dopo essere stati somministrati a Donald Trump. Autorizzati negli Stati Uniti, sono in attesa dell'approvazione europea. Al bando promosso dall'AIFA partecipa anche l'Università di Verona. Questi farmaci, gli anticorpi monoclonali, che si stanno studiando, sembrerebbero efficaci se somministrati nei pazienti meno gravi, quindi potrebbero trovare applicazione nei pazienti a domicilio.